un tempo abitavamo nei villaggi, questo è il titolo che ho dato, e l'ho dato proprio perché è un po' come dire un racconto che vuole essere un po' sia ovviamente il risultato di queste ricerche che stiamo conducendo in Kurdistan iracheno, nella regione dell'Iraq del nord, ma soprattutto per cercare di ricordare sempre a tutti noi, in primis a me quando lavoro sullo scavo, ma anche a tutti i collaboratori e alle persone che poi vengono a sentire queste conferenze, che alla fine è parte della nostra storia, è parte del nostro passato, che abbiamo vissuto tutti quanti in una qualche misura e che noi studiamo appunto in territori diversi ovviamente rispetto a quelli dell'Italia, ma che sostanzialmente hanno raccontato un po' esperienze e modi di vita che noi abbiamo dentro di noi, in una qualche misura ereditato e che in una qualche misura, secondo poi alcuni antropologi, manteniamo un po' ancora fino ai giorni nostri. Vi do una brevissima inquadramento per capire dove siamo, vi sto catapultando. Vi sto catapultando in una serie di fasi preistoriche che sarebbe veramente molto lungo sintetizzare, ci vorrebbe un intero corso dedicato al passato più antico della presenza umana nella Mesopotamia, ma che sostanzialmente possiamo sintetizzare forse in due fasi veramente cruciali, e infatti sono chiamate due epoche rivoluzionarie, due rivoluzioni. La prima è la cosiddetta rivoluzione neolitica, ossia la fase durante la quale sono avvenuti dei grandi cambiamenti che riguardano innanzitutto la domesticazione, ad esempio, di alcune piante, alcune specie di piante che sono entrate a far parte della nostra dieta in maniera stabile. Qua vedete in questa cartina tutta una serie di luoghi dove è avvenuta la domesticazione di alcune delle piante principali, alcune di quelle che sono i cereali più consumati anche ai giorni nostri. Mancano qua si concentra molto appunto sul triticum, l'ordium, quindi sul farro, sul grano, su diversi tipi di cereali che noi consumiamo abitualmente. Mancano altre piante che sono forse meno stimate, ma che dagli antropologi e dagli archeologi sono considerate i cosiddetti founder crops, no? Le cosiddette coltivazioni che hanno dato il via a questa rivoluzione, e fra queste coltivazioni ci sono tutta una serie di leguminose, tipo ad esempio le lenticchie, che hanno contribuito in maniera radicale a un cambiamento appunto epocale di quello che è stato il nostro modo di vivere. Perché? Perché appunto durante questa fase di domesticazione il nostro stile di vita si è, verrebbe da dire velocemente, ma velocemente in un'ottica preistorica, quindi dovremmo insomma spalmarlo su diversi secoli, diversi millenni, sedentarizzato. Prima ci siamo mossi molto durante la nostra vita, a un certo punto della nostra vita invece abbiamo capito che potevamo, muoverci un po' di meno e sfruttare un po' di più il territorio circostante attraverso la coltivazione di queste piante e ovviamente in una fase leggermente successiva attraverso anche quello che è la domesticazione degli animali, che è arrivata poco dopo attraverso soprattutto le specie più a noi più vicine, quindi i caprovini e poi anche i bovini, e poi in una fase un po' più tarda, ma neanche troppo, ma insomma, anche la domesticazione dei grandi, e quindi dei cavalli ad esempio, che sono entrati poi come dire a far parte integrante di quella che è quelle che sono appunto le specie animali su cui noi poggiamo o abbiamo poggiato molto del nostro sistema di vita. Tutto questo per dire, vabbè, cosa è cambiato? È cambiato il modo di vivere, il modo di mangiare e il modo tutto sommato ipotizziamo anche di trasportare. Non è solamente questo. All'inizio si è pensato che questa epoca che ha visto dei siti strepitosi, poi vi faccio vedere il sito di Göbekli Tepe in Turchia emergere, diventare siti che hanno impressionato, che hanno colpito l'attenzione di tutti per l'abilità di queste comunità che sono così appunto preistoriche, ma così in grado di costruire delle strutture monumentali, strutture comunitarie con esempi anche di arte che hanno già delle forme quasi di moderno all'interno delle loro rappresentazioni. E tutti questi esempi servono un po' a capire che questa fase rivoluzionaria del Neolitico non ha riguardato solamente il saper far da mangiare in maniera diversa o il saper, come dicono alcuni, produrre il cibo,
per gran parte del nostro tempo, del nostro passato, e gran parte vuol dire 100-120 mila anni, noi abbiamo girato cercando, raccogliendo o cacciando il cibo, quindi inseguendo sostanzialmente quello che potevano essere fonti di cibo. A un certo punto abbiamo cambiato questo sistema e abbiamo introdotto questa nuova economia di sostentamento. Questo indubbiamente è forse l'aspetto che colpisce di più, ma ci sono tante altre forme di cambiamento che sono radicali. Una su tutte, ad esempio, la domesticazione dello spazio. Nel momento in cui noi ci fermiamo, ci insediamo in un punto di un particolare territorio, iniziamo ad avere un territorio, a visualizzare dei confini che sono ideali del nostro insediamento e anche dei confini di quelle che sono le nostre aree più private, più personali. Abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, abbiamo iniziato a pensare più in astratto, più attraverso dei simboli, e abbiamo, non da ultimo, anzi forse dovremmo inserirlo fra le prime posizioni, iniziato a creare un mondo fatto di oggetti. Voi pensate a quello che è successo a partire dal 10.000 a.C., quando lentamente abbiamo iniziato a produrre utensili che sono entrati a far parte della nostra vita. Guardate cosa stiamo facendo adesso. Viviamo in un mondo che è letteralmente, adesso siamo in una sala costruita, fatto di cultura materiale che fino a 12.000 anni fa praticamente non esisteva, e con la quale noi siamo entrati abbiamo sviluppato una relazione fortissima, a tal punto che alcuni archeologi hanno definito il tutto una sorta di quasi di relazione, di vincolo che viene creato fra noi e gli oggetti che produciamo. E per finire la nascita anche del concetto di individuo. Il gruppo che inizia, a collocarsi in settori specifici del territorio inizia anche a sviluppare una dinamica sociale che prevede una maggior coscienza del ruolo dell'individuo, del singolo, e questo lo intuiamo abbastanza bene. Queste sono tutte fotografie che vi faccio vedere, poi se volete ne parleremo durante la discussione finale, ma ad esempio mi ricordo una lezione a cui ho avuto il piacere di assistere. Un grandissimo archeologo, Ian Hodder, dell'inglese, raccontava, facendo visualizzare tutta una serie di prodotti della cultura materiale, raccontava come a partire dal 12.000 a.C., 10.000 a.C., e scendendo lungo questa fase del Neolitico che termina intorno a 6.000, le raffigurazioni, le rappresentazioni del volto umano assumessero sempre maggior caratterizzazione, e questo lui lo spiegava proprio con una maggior coscienza di sé, la volontà di raffigurare la persona in maniera molto più dettagliata, perché il ruolo dell'individuo stava cambiando all'interno della società. Se passiamo all'epoca successiva, l'ho chiamato il calcolitico, adesso non l'ho chiamato così, ma la definizione che ho data è stata così un po' provocatoria: l'abbandono della semplicità. In realtà molti giocano un po' sui termini, molti archeologi parlano della nascita della complessità. Cosa vogliono dire? Cosa intendiamo essenzialmente? Che lungo questo percorso che è partito dal Neolitico, a un certo punto, con questa nuova fase del calcolitico che inizia appunto sul finire del VI millennio, le società prendono, una spinta molto forte, un'accelerazione radicale verso quello che è un mondo molto più strutturato, un mondo molto più a questo punto simile a quello che conosciamo noi. E qua in queste fotografie faccio vedere un esempio di un sito molto famoso nella Mesopotamia del Nord. Guardate la densità degli insediamenti e la densità delle costruzioni, e come queste costruzioni iniziano a essere anche di dimensioni notevoli, non sono più abitazioni private, sono costruzioni che sono destinate a un uso che potremmo definire pubblico. In questa mappa prima abbiamo visto un aspetto che interessava molti, no? Quindi gli animali, le coltivazioni. Questa è una mappa che invece racconta le culture materiali, cioè tutte queste chiazze di colore raccontano diverse tipologie di materiali che sono state prodotte e che hanno, un grado di similitudine al loro interno, che fa sì che ci siano, delle sorte di regioni che condividono tipologie essenzialmente, in questo caso di vasellame. Ma l'aspetto appunto più interessante è come ormai tutta quanta l'area della Mesopotamia sia coperta appunto da produzione artigianale, che è ormai uno dei tratti caratterizzanti di questa epoca del calcolitico. E quindi, cercando di tirare un po' le fila del discorso di questa fase che abbiamo appunto definito come abbandono della semplicità, potremmo definirla un passaggio verso quella che è la nascita della moderna società, la società moderna che noi conosciamo, la società urbanizzata.
dove anche qua ci sono dei passaggi che sono appunto dei cambiamenti che sembrano quasi banali da raccontare, perché noi li viviamo tutti i giorni, ma di fatto nella mente nostra hanno impiegato secoli per radicarsi. Pensiamo ad esempio appunto alla specializzazione artigianale, quindi la capacità o la volontà, o meglio, riformulo, la possibilità di dedicare la nostra giornata, il nostro tempo completamente alla lavorazione, alla produzione di specifici oggetti, quale appunto un vaso di ceramica decorato. Oppure, questo è ancora molto più importante, la formazione di gerarchia sociale, tutta una serie di suddivisioni di ruoli all'interno della società che prevedono la capacità di alcuni di avere l'accesso a più risorse o la possibilità di decidere per più persone contemporaneamente. La nascita ovviamente anche dei primi centri porturbani, gli insediamenti una volta che si stabilizzano e che diventano sempre più complessi, aumentano di dimensioni, diventano anche loro stessi al loro interno più complessi nel loro modo, diciamo, di essere sviluppati e si avviano verso quella che è la cosiddetta fase poi urbana del passato in Mesopotamia. E la nascita di un'economia che non è più solamente di sostentamento, non pensiamo più solamente a produrre cibo, pensiamo anche a recuperare materie prime che sono lontane e che sono necessarie poi perché la società sviluppi un'economia sempre più ramificata, sempre più articolata. E non da ultimo anche lo spazio, l'architettura pubblica. Noi adesso abbiamo un esempio grandissimo, ci siamo calati dentro quello che potremmo definire una sorta di architettura pubblica. Il museo dove appunto c'era esposta la mostra sulla Mesopotamia, è un esempio di architettura pubblica, un'architettura che è dedicata a una comunità. Non appartiene appunto a un singolo, ma ha una funzione completamente diversa. Tutte queste, diciamo, trasformazioni sono avvenute e hanno radicalmente ribaltato quello che è stato il nostro modo di vivere, la nostra struttura sociale, in un periodo che è intercorso per circa, potremmo dire, 5-6 mila anni. Si parla sempre di rivoluzione perché effettivamente il termine descrive bene questo cambiamento, ma è un termine secondo me non forse completamente appropriato perché di fatto ha impiegato come vi dicevo, diversi millenni, diversi secoli per affermarsi. La rivoluzione dà l'idea di essere una cosa netta, di punto in bianco. In realtà non è andata così. Abbiamo impiegato del tempo per assimilare tutti questi cambiamenti che hanno trasformato il nostro modo di vivere. Ora, forse mi potrete fare la domanda, bene, sappiamo veramente tanto di questa fase del neolitico e del calcolitico, cosa c'è da sapere di più, tutto sommato, no? Va subito detto che ovviamente è una domanda, come dire, retorica, c'è sempre da approfondire, ci sono sempre aspetti che non vengono mai approfonditi e che non vengono mai, diciamo, come dire, conosciuti in dettaglio. Ma un aspetto in particolare è che se noi guardiamo questa mappa che vi ho caricato e vedete appunto tutti i siti disposti, verrebbe quasi da pensare che tutto sommato abbiamo una conoscenza regionale di queste dinamiche, di questi grandi cambiamenti che copre più o meno bene tutta quella che è la fascia mesopotamica settentrionale. Ma se andiamo un po' più in dettaglio e ci spostiamo in quella che è l'area del Tigri settentrionale, noteremo forse che alcuni di questi siti, io non so se si vede il mouse, forse no, sì, si vede, ok, ecco, praticamente molti di questi siti sono collocati in una fascia che taglia fuori alcune regioni. Una in particolare è questa regione che si sviluppa a ridosso di quelle che sono le catene montuose degli Zagros, queste montagne che come dire, ritagliano la Mesopotamia dalle aree, diciamo, vicine dell'Anatolia e dell'altopiano iranico. Ecco, tutto questo territorio, che è una pianura tremendamente fertile, praticamente è un punto di domanda. Lo è stato fino a poco tempo fa. Lo è stato finché appunto il progetto diretto dal professor Daniele Morandi di Bonacossi, al quale ho avuto la fortuna di partecipare, non ha avviato un'indagine sistematica di questo territorio, del quale, ripeto, non si conosceva praticamente nulla, e questa indagine sistematica di tipo regionale ha rivelato la presenza di una quantità quasi smisurata di insediamenti che datano appunto a queste fasi, in particolare qua vediamo quelli che datano alla fase del calcolitico. Ora, se guardiamo già questa mappa di distribuzione, già uno si pone il dubbio, cosa sta succedendo in questa pianura che è così stata poco nota, ma che è così, diciamo, ricca di questi insediamenti.
Ed è qui che a questo punto interviene questo progetto che ho avviato appunto in cooperazione poi con le autorità kurde e che prevede l'indagine di un sito che è stato identificato proprio durante i lavori di ricognizione e che in base appunto a questi lavori di ricognizione è stato segnalato, ci è subito apparso come potenzialmente un sito chiave per studiare queste fasi, per capire appunto cosa stava succedendo nell'area di questa piana del Navkur fra VI-V millennio a.C. Si chiama Zingirian, che tradotto in italiano vuol dire la collina dei fabbri, una zinger è un fabbro in curdo, e questo sito quindi l'abbiamo preso come campione per rispondere ad alcune domande, per cercare di indagare e capire cosa succede appunto nelle società del calcolitico in questa zona della Mesopotamia, quanto ha influito il territorio. Questo è un aspetto particolare. Noi siamo una specie, una delle 1000 specie che popolano questo pianeta, e come tutte le specie in una qualche misura ci adattiamo al territorio e cerchiamo di estrarre il meglio per quello che è il nostro modo di vita. Purtroppo ultimamente stiamo facendo il ragionamento all'opposto, cerchiamo di adattare il territorio alle nostre esigenze con degli esiti che sono disastrosi. In passato abbiamo cercato in una qualche misura invece di modificare noi stessi al loro stile di vita, e questa è una delle domande principali. Tutto quello di cui abbiamo parlato finora, cambiamenti, gerarchie, edifici, è successo nella stessa misura anche in questa piana di Navkur, oppure si è modificato, è avvenuto in maniera diversa? E altra domanda cruciale, visto che tutta questa pianura era così riccamente insediata, come si sono comportate queste comunità con tutto il resto della Mesopotamia? In che relazioni erano? Erano in rapporti, stretti, oppure erano tutto sommato, vivevano, in una dimensione, in una realtà geografica e territoriale che gli permetteva di non avere grossi contatti? Se guardiamo appunto la piana di Navkur e evidenziamo alcuni dei suoi tratti, vedremo come non è completamente aperta su tutto il resto della Mesopotamia, anzi in particolare le catene che si sviluppano a sud, in particolare questa del Jebel Maglub, ma anche queste catene che si sviluppano un po' più verso occidente, l'area tutta orientale, che è essenzialmente poi ritagliata non solo da altre catene montuose che poi si agganciano agli Zagros, ma anche poi delimitata dal corso di un grande fiume, il grande Zab, che era una barriera non da poco da superare. E per certi versi anche la parte più occidentale. È vero che i rilievi sono, vedete, si intuisce che sono più smussati, più dolci, però guidavano, canalizzavano in una qualche misura i contatti. Ecco, tutti questi limiti geografici così forti, che in alcuni casi rendevano proprio il passaggio possibile solamente in alcuni punti, in una qualche misura hanno fatto sì che gli insediamenti dovessero avere a che fare, dovessero strutturarsi in maniera diversa se volevano appunto sviluppare contatti. E l'avvio delle indagini ad Asingrian è da questo punto di vista mirato a rispondere a questi quesiti. La posizione di Asingrian, lo vedete bene in queste due mappe, è da un certo punto di vista, verrebbe dire strategico, forse è una parola un po' troppo forte, ma insomma è ben calata all'interno di quella che è questa regione, e l'avvio dei suoi studi ci ha permesso di comprendere meglio come è strutturato questo insediamento. All'inizio, quando vi dicevo appunto che abbiamo identificato l'insediamento, abbiamo capito che essenzialmente la parte più antica era collocata in questa collina, che è il classico cosiddetto Tel o Gird in curdo mesopotamico, quindi un rilievo artificiale formato da i molteplici livelli di insediamento che si sono sovrapposti nel tempo. Facendo invece però tutte queste operazioni di digitalizzazione del dato attraverso tutta una serie di tecniche che ormai sono di uso comune in diversi progetti archeologici, si rileva come poi l'insediamento di Asingrian non sia singolo, ma che poi abbracci un territorio più ampio di quanto pensavamo. Questo perché poi, lo vedremo alla fine della lezione, ci sono molteplici fasi che sono documentate nel sito stesso. In particolare, vedete come ci sono essenzialmente una collina principale
che noi abbiamo chiamato Asingrian 1 e che copre tutto sommato peraltro una porzione abbastanza limitata di terreno, 2 ettari e qualcosa, e poi c'è un'area un po' più bassa collocata vicino al sito, che è sempre leggermente in rilievo rispetto alla piana circostante, che noi abbiamo chiamato Asingrian 2, che misura peraltro appunto, copre un'area considerevole e sulla quale noi poi abbiamo lavorato cercando di verificare se non ci fossero tracce di ulteriori fasi insediative. In queste immagini faccio vedere un po' quelle che sono le tecniche classiche di identificazione di insediamenti antichi, ossia ricognizione attraverso i cosiddetti georadar, che vanno a lanciare segnali sottosuolo per individuare la presenza di strutture più robuste, più solide nel sottoterra, e poi la classica ricognizione standard archeologica, quindi prevede camminate e la raccolta di materiali di superficie. E questi lavori che abbiamo svolto indicano appunto la presenza di ulteriori aree abitative che si agganciano o forse si staccano, questo lo vedremo nel corso delle future campagne, da quello che è poi l'insediamento per noi più importante, ossia la collina centrale di Asingrian. Ecco, qua abbiamo un esempio appunto di quelle che sono queste indagini geomorfologiche, dove si intuiscono in alcuni punti, poi adesso ve li evidenzio, quelle che sono strutture verosimilmente murarie collocate nel sottosuolo e che in effetti combaciano con quello che è il dato recuperato attraverso appunto la ricognizione di superficie. Parliamo un po' di più adesso però del sito archeologico, parliamo un po' di più di questa che è il centro dell'indagine e dello studio dell'area del periodo calcolitico. Abbiamo aperto diversi cantieri, identificando molteplici fasi, come tutti i rilievi, come tutti i siti mesopotamici. Asingrian ha più fasi, ci piacerebbe che fosse monofase, che avesse solamente i periodi che noi interessano, però sono stati occupati in periodi successivi, per cui abbiamo trovato le strutture di quelle che erano appunto queste comunità di fabbri che occupavano verosimilmente in epoca ottomana, quindi XVII-XVIII secolo della nostra era, la collina di Asingrian. Abbiamo rinvenuto fasi che sono probabilmente più antiche, c'è tutta una fase molto importante di epoca sassanide, o forse anche leggermente più antica, di epoca partica. E vi sono anche fasi di occupazione di tipo domestico che abbiamo appunto identificato. Qua vediamo un forno, i cosiddetti tannur, sono i resti di forni che servivano per la cottura del pane, che risalgono al secondo millennio a.C. Questo per ricordare appunto sempre che l'indagine archeologica è sempre come che si suol dire imprevedibile, quindi andiamo appunto a studiare un sito preistorico, però poi troviamo anche una quantità appunto di fasi che magari non pensavamo di recuperare. Però diciamo che comunque sia le ricognizioni, i lavori di indagine hanno un'efficacia e hanno dei metodi che ci permettono di effettivamente di andare in maniera più mirata a studiare i periodi che ci interessano. E le aree aperte ad Asingrian hanno restituito dei dati particolarmente interessanti. Se sono riuscito a spiegarmi bene, avete intuito come il focus, l'attenzione maggiore che poi viene data da questi lavori di epoca preistorica e protostorica, come insomma poi tutta quanta l'archeologia in gran parte, ma insomma c'è una attenzione fortissima a quella che è la società antica, a quelle che erano le linee di coesione, a quelle che linee della struttura della società antica. E il sito di Asingrian ha iniziato a rispondere dando una serie di informazioni su quella che è la parte più debole, forse, della società umana, ossia il mondo dei neonati. Come sapete la mortalità infantile è stata fino ad epoche recenti altissima, solamente negli anni del XX secolo, poi con tutta una serie di vaccinazioni e di introduzione poi degli antibiotici si è riusciti ad alzare la percentuale di bambini che hanno appunto potuto proseguire e continuare a vivere, ma nel passato era veramente molto molto alta, per cui non sorprende per certi versi che si trovino tombe e di neonati, perché di questo si tratta. Quello che voi vedete in queste fotografie sono essenzialmente lo scavo di tombe
fatte con delle giare nelle quali venivano deposti dei neonati, che potevano anche essere dei feti, quindi nati morti, oppure dei bambini con un'età che è purtroppo indecifrabile fra gli 0 e i 6 mesi. E questo scavo delle sepolture ha effettivamente caratterizzato un'area notevole degli scavi che abbiamo aperto a partire dal 2019, con una concentrazione di queste giare, sono praticamente una decina di queste sepolture, che va a collocarsi in un settore degli scavi aperti ad Asingrian. Cosa ci dice questo dato? Ci informa molto, perché la sepoltura dei bambini, soprattutto quando sono così piccoli, non è un dato banale. Il bambino, quando è ancora appunto molto piccolo, non è ancora considerato parte integrante della società, è in una situazione poco stabile, e la sua sepoltura, con un'attenzione a quelle che sono le tecniche di inumazione, quindi non erano semplicemente buttati così nelle sepolti interrati, ma dotati di una giara dedicata, decorata in alcuni casi, che racconta un po' quello che sta appunto modificando la società stessa, ossia un'attenzione crescente verso quelle che sono anche le figure più deboli, più fragili di questo gruppo che si sta strutturando in maniera sempre più complessa. Queste giare per noi sono un dato assolutamente fondamentale, perché ci illustrano, ci danno una quantità di elementi che spaziano quindi da quella che è la cultura materiale, e poi vedremo appunto la questione della produzione dell'artigianato, a quello che è poi il dato anche dell'uomo, della struttura fisica, il dato osteologico, quindi il dato più antropologico. Trattandosi di bambini neonati, lo scavo è particolarmente complesso, quindi vanno adottate tecniche che sono diverse. Quindi spesso e volentieri, qua vi faccio vedere una sorta di time lapse di quello che avveniva, ogni tanto lo blocco, è lo scavo di una di queste giare di sepoltura che è avvenuto con l'estrazione e con l'asportazione della giara, la blocco un attimo, che viene portata nella casa dove operiamo e scavata lentamente. Lentamente perché? Perché le ossa sono fragilissime, e qua vedete come inizia a vedersi quello che è il frammento del cranio del bambino. Qua riprendo e andiamo avanti. Vedete come poi il corpo, scusate, ho fatto ripartire, il corpo alla fine si concentra sul fondo della giara, e lì se poi un lavoro di una pazienza infinita, io confesso di non essere in grado. Eccolo qua, questo sono praticamente i resti di quello che è stato questo bambino, che appunto aveva un'età compresa tra i 0 e i 6 mesi. L'attenzione a questo tipo di tipologia di scavo è fondamentale, perché si ritrovano le ossa, si riescono a recuperare il gran numero delle ossa, e si riesce così a stabilire una serie di dati, quale appunto l'età, una serie di misurazioni, si riescono a recuperare anche le ossa più piccole, e a recuperare ad esempio quelli che sono poi i denti, che sono per noi fondamentali per tutta una serie di analisi che possiamo fare in laboratorio, tra le quali ad esempio anche quelle cronologiche, ma più di tutto perché il lavoro dell'antropologo e dell'archeologo, che sa come scavare e sa riconoscere il modo in cui il corpo umano si è decomposto all'interno della giara, permette poi di ricostruire qual era la deposizione originale, e ci permette di ottenere questo, di capire come il bambino è stato deposto dentro la giara e come è rimasto poggiato all'interno appunto di quella che è stata la sua tomba, appunto finché non siamo arrivati noi, poverino, a disturbarlo. Quindi sono tutta una serie di informazioni che noi recuperiamo, e queste informazioni acquisiscono ovviamente maggior importanza quando iniziamo a combinarle con dati provenienti anche da altri siti. Vi ho parlato all'inizio di una densità particolare di sepolture. Se andiamo a vedere altri siti che sono collocati in Mesopotamia, questa densità di sepolture si trova
in siti che sono più o meno coevi. Ve ne faccio vedere due, uno si chiama Theravada e uno è il sito di cui vi ho parlato all'inizio, Tepe Gowra. In particolare Tepe Gowra, che è molto vicino a noi, vedete che nell'area che cerchiate di rosso vi sono tutta una serie di sepolture in giara, molto simili se non identiche alle nostre, che sono collocate in prossimità di uno di quelli che sono come dire, gli edifici probabilmente pubblici che caratterizzavano l'insegnamento. Questo quindi cosa vuol dire? Ad Asingrian finora, nell'area che abbiamo scavato, poi lo vedremo meglio, non abbiamo trovato strutture abitative. È possibile quindi che la densità di sepolture indichi la prossimità di queste tombe a uno degli edifici che dovevano essere come del perno o comunque il focus dell'abitato di epoca calcolitica del sito di Asingrian. E magari in una futura ciclo di conferenze, quando riusciremo ad allargare gli scavi, spero appunto di riuscire a darvi conferma di questo. Oltre a questo, le giare utilizzate ci permettono anche poi di avere, come dire, un ulteriore raffronto, perché le tipologie che troviamo sempre in siti provenienti appunto collocati appunto nella Mesopotamia settentrionale, ancora una volta questo sito di Gowra, che per noi è un riferimento fondamentale, ci dimostra come queste giare decorate, che già di loro raccontano un'attenzione particolare a quello che doveva essere appunto il bambino sepolto, sono collocate anche all'interno di edifici stessi, quindi c'è una sorta di correlazione con quelli che sono gli edifici e in particolare, in questo caso, con uno degli edifici principali sempre di questo insediamento di Gowra, che noi riconosciamo per le dimensioni particolari delle strutture. Ora, questi insediamenti poi a Gowra, gli scavi sono andati avanti per 10 circa anni, giù di lì, e hanno lavorato con metodologie anche molto, molto più rapide, quindi hanno esposto a aree molto più ampie, noi stiamo andando molto più lentamente. Però i lavori di Gowra hanno permesso di intuire come spesso e volentieri ci sia un'associazione fra sepolture di bambini durante l'epoca calcolitica e quelli che sono un po' i centri principali, gli abitati principali, le abitazioni principali, private, forse abitazioni d'élite o forse addirittura edifici che avevano un ruolo diverso all'interno dell'insegnamento. Abbiamo la possibilità di capire anche noi qualcosa da questo punto di vista? Beh, qua mi avverto che mi sto un po' azzardando, sto un po' forzando il dato archeologico, però se vogliamo un po' fare, come dire, un po' tra virgolette, giocare con i dati archeologici, c'è qualcosa che potrebbe suggerirci una possibile, diciamo, interpretazione in questo senso. Questo che vedete, questa sezione, è essenzialmente un cantiere che abbiamo aperto a nord della collina, no? Vedete questo taglio che è stato fatto? Ha permesso di vedere una serie di depositi archeologici che ci servivano per intuire un po' quelli che potevano essere i limiti dell'area abitata dei Asingrian, e in questi depositi archeologici si evidenzia abbastanza bene, credo tutta una fascia di terreno grigiastro che altro non è una serie probabilmente di scarichi di cenere o di materiali, insomma, frutto di combustione, ricco di ceramica, quindi una sorta di area di spazzatura da cui ogni tanto gli abitanti di Asingrian scaricavano, diciamo, nella piana sottostante. Ecco, lavorando in quest'area abbiamo recuperato dei reperti, un reperto in particolare, che è interessante da vedersi. A prima vista è una sorta di statuetta aniconica, però è nella nostra, diciamo, al momento interpretazione provvisoria, una possibile, diciamo, resa simbolica o definiamola simbolica / regionale, locale, di un tipo di statuette che si trovano in Mesopotamia, che sono note per essere definite come gli dei degli occhi. È una correlazione, mi rendo conto, anche abbastanza diciamo un po' spinta, però se così fosse, se questo dato funzionasse, avremmo una ipotesi, diciamo, di presenza in prossimità di quest'area di un'area dedicata alla costituzione di strutture, di edifici di culto. Queste tipologie infatti di statuette, di placchette, chiamate gli idoli degli occhi, sono state trovate per la prima volta in prossimità di templi veri e propri. E provando a questo punto, diciamo, a ipotizzare che effettivamente sulla sommità di Asingrian ci sia
una situazione di questo tipo, avremmo, riportando, ho cercato di mantenere un po' le misure, ma non prendetele esattamente al metro perché è un lavoro insomma, un po' complesso, potremmo avere quello che effettivamente si verifica anche nel sito di Tepe Gabra, cioè una collina che è sormontata da, vedete che sono tutti edifici di tipo particolare, non sono abitazioni nel senso classico, sono strutture dotate di grandi ambienti molto standardizzati che potrebbero appunto rispondere bene a una funzione appunto di tipo rituale, religioso, comunque sia di tipo pubblico. In particolare, se poi volessimo cercare di agganciare veramente il dato con quello che è appunto questo tipologia di manufatti, cioè degli idoli degli occhi, ecco, il tempio, anche qua cercando di mantenere un po' le dimensioni, potrebbe coprire, potrebbe diciamo rispondere a una struttura di questo tipo. Abbiamo parlato anche all'inizio non solo di società che si trasforma e che cambia, ma abbiamo parlato anche molto di produzione artigianale, di specializzazione. Questo è quello che effettivamente poi registriamo moltissimo ad Asingrian, ne abbiamo già accennato velocemente nella fase diciamo, in cui stavamo descrivendo questa sezione, in cui abbiamo questi scarichi di cera. Effettivamente nell'area invece indagata, nei cantieri diciamo, in prossimità, vicino a quelle che sono quelle sepolture di epoca calcolitica, abbiamo trovato delle strutture che sono chiaramente dedicate alla produzione della ceramica e sono caratterizzate da una quantità di frammenti, di reperti ceramici che suggeriscono una produzione veramente intensiva su scala, adesso qua in maniera provocatoria vado a dire quasi industriale, nel senso che veramente si sono dedicati a una produzione artigianale dell'elemento ceramico proprio come frutto di un'esigenza di una comunità che stava appunto trasformando la sua stessa struttura diciamo socio-economica. E questa abitazione, probabilmente popolata da una famiglia di vasai, e questa presenza diciamo di una fornace, dei resti di una fornace di dimensioni notevoli, sono tutto indizio di quello che era un'area concentrata, comunque caratterizzata appunto da strutture dedicate alla produzione appunto di vasellame su larga scala. In questa foto dall'alto riassumiamo un po' quelli che sono un po' i settori diciamo, che abbiamo identificato in questa diciamo, come dire, chiacchierata che stiamo facendo su un sito e sulla trasformazione della popolazione che ha abitato questo sito. Abbiamo un'area dedicata alle sepolture dei neonati, che erano concentrate, se vi ricordate, soprattutto nell'angolo, quindi in questo settore, ed è anche a disposizione di questa serie di sepolture che ci fa ipotizzare che un po' più in su, un po' più a nord ci siano i resti di appunto strutture abitative di tipo diverso. Abbiamo poi un'area dedicata alla produzione ceramica e quindi queste strutture in mattoni crudi, quella che appunto potrebbe essere la casetta dedicata appunto per la preparazione di vasi ceramici, è stata abitata intorno appunto a un periodo più o meno simile a quello delle sepolture dei neonati, insieme a quella che poi è una struttura, diciamo, a una installazione produttiva, qual è appunto la fornace ceramica. E poi abbiamo uno spazio vuoto, uno spazio di separazione l'ho chiamato io. Questo è un altro degli aspetti tipici dell'insediamento calcolitico. Anche noi adesso, se ci pensate bene, abbiamo nei nostri insediamenti, nelle nostre città, quartieri che sono funzionalmente separati l'uno dall'altro. Quartieri abitativi, quartieri centrali, quartieri dedicati all'artigianato, all'attività industriale. Tutto questo, in nuce ovviamente, in fieri, avviene durante l'epoca del calcolitico, quando non solo la società e le persone trasformano il loro modo di vivere e quindi si configurano come membri di un unico gruppo, ma con funzioni completamente diverse al loro interno, ma anche l'insediamento stesso arriva a spezzarsi, a separarsi, arrivando ad avere appunto un'area che potrebbero definire una necropoli per neonati, un'area per la produzione artigianale e un'altra area di cui si parla poco ma che è altrettanto cruciale nella definizione appunto degli insediamenti complessi, l'area per lo scarico della spazzatura, che va concentrata, mentre invece nei villaggi neolitici, nei primi villaggi neolitici, la spazzatura tende a essere, quella che noi chiamiamo spazzatura, tende a essere un po' distribuita un po' di qua, un po' di là.
Asingrian ha delle fasi molto antiche. Noi abbiamo visto le fasi, come dire, più recenti di questa diciamo, epoca preistorica o protostorica, che datano più o meno al 4005, 4002, 3009 a.C., ma in realtà abbiamo le prime evidenze dell'epoca calcolitica, quindi le prime evidenze in cui queste società in Mesopotamia avviano questo processo di trasformazione, abbandonando questa forma, come dire, di semplicità e avviandosi verso uno stile di vita dove quella che appunto noi definiamo la complessità è molto più radicata. E una di queste tracce la troviamo appunto in un'altra area di produzione ceramica. Questi sono i resti di una fornace incassata, vedete le tracce di scottatura che si evidenziano subito nella sezione, incassata diciamo nel sottosuolo, dove probabilmente aveva luogo quella che era la cottura del combustibile per avviare la produzione poi di vasellame ceramico, che si doveva posizionare appunto su quello che era il piano di cottura vero e proprio, che in questa foto vedete mal conservato, ma ancora tutto sommato intuibile. Ecco, questa fornace ci ha permesso anche di capire, vedete l'operazione di scavo non è stata esattamente banale, ci ha permesso anche di capire quali sono le origini di Asingrian in questa fase di calcolitico. Cioè come si colloca Asingrian, perché poi il lavoro dell'archeologo e di noi archeologi è quello poi di contestualizzare tutto quello che facciamo, partire dal dettaglio, dal contesto singolo e poi spostarci in ambito regionale. I resti organici recuperati, i frammenti di carbone recuperati all'interno di questa fornace ci hanno permesso di ottenere una datazione dei livelli appunto di inizio calcolitico ad Asingrian che sono fra i più antichi all'interno della Mesopotamia settentrionale. Qua vedete un grafico dove ho inserito tutta una serie di datazioni che più o meno insomma comprendono quelli che sono i siti principali risalenti appunto a questa fase iniziale del calcolitico, e vedete come Asingrian si colloca appunto fra le fasi più antiche, preceduto forse solo da questo sito di Tepegaura in questa fase appunto, questo livello 18, che potrebbe però appartenere appunto a una fase quasi di passaggio tra neolitico e calcolitico. Questo ci racconta cosa? Ci racconta che Asingrian e in generale la piana di Nippur era pienamente coinvolta in tutti questi processi di trasformazione sociale, probabilmente in maniera potremmo definire locale, ossia non tutto è stato assorbito, ci sono una serie di tratti che noi ancora facciamo un po' fatica a collegare con il resto diciamo della Mesopotamia, ma ci sono anche moltissimi elementi di contatto che illustrano come Asingrian fosse effettivamente un sito integrante, parte integrante di questo grande processo che ha caratterizzato soprattutto appunto l'epoca del calcolitico. Qua vado diciamo un po' più velocemente su quella che è la cultura materiale e la sperimentazione dell'artigianato specializzato. Abbiamo visto le aree di lavorazione, guardiamo anche quello che è il prodotto di questa lavorazione. Si tratta di vasellame che in questo caso noi troviamo ben conservato e soprattutto grazie al fatto di essere stato usato come un mezzo di sepoltura per i bambini e per i neonati, ma che aveva ovviamente funzioni anche diverse. Questa che vediamo ad esempio è una giara da cottura, una pentola per intenderci, che conteneva anche qua un neonato, ma abbiamo anche reperti che sono tipologie, come dire, prodotte su scala molto più vasta, cioè la cosiddetta ceramica prodotta in quantità appunto si dice in inglese mass produced pottery, cioè su scala veramente molto più ampia. Sono ciotole che venivano prodotte perché c'è una consumazione molto più rapida di quello che è appunto l'elemento ceramico. E che indicano anche la presenza di una società che da un punto di vista economico sta cambiando anche quella che è la gestione delle risorse ai beni prodotti, in particolare alla produzione di cibo, che veniva diciamo, distribuito attraverso appunto meccanismi di controllo da parte delle elite locali. E poi appunto le giare che contenevano questi bambini, che spesso e volentieri erano decorate, e questo fa pensare che ci fossero anche forse
tipologie di bambini diversi, magari possiamo pensare a strutture di familiari che si intersecavano fra di loro. Un progetto che adesso abbiamo in essere e che speriamo appunto di poter portare a termine è l'estrazione del DNA di questi bambini e capire, fanno parte di una stessa famiglia oppure fanno parte di famiglie diverse o di ceppi familiari diversi, e se fanno parte di famiglie diverse c'è un elemento che li collega fra di loro nell'utilizzo di giare decorate come queste oppure ceramica da cucina come quella che abbiamo visto. Sono tutte domande che cerchiamo di rispondere e che lentamente ci permetteranno appunto di capire se effettivamente, come ipotizziamo appunto, si sta avviando anche una forma di strutturazione, di suddivisione per ceto, per rango all'interno della società di Asingriano. Non da ultimo, questo diciamo è uno degli tratti più antropologici, c'è anche una questione legata alla forma delle giare. Alcuni antropologi hanno ipotizzato che le giare che hanno il collo, la parte diciamo dell'orlo del collo che tende a sbeccare, abbiano contenuto i feti nati morti, e questo lo ipotizzano, anche sulla base di alcuni dati che però ad Asingriano non sono ancora dimostrati, lo ipotizzano perché la deposizione in giara tenderebbe a replicare in questo caso la posizione del bambino nell'utero femminile, e quindi si cercherebbe di riportare il bambino che non è mai nato di fatto perché è nato morto all'interno di quello che era il suo ambiente di vita. Ci stiamo avviando verso la conclusione. Come tutti gli scavi, Asingrian ha sempre delle sorprese. L'archeologia forse è bella anche per questo, e una delle sorprese più interessanti è il fatto che il sito a un certo punto ci ha restituito questa che vedete, questa fossa. Sembra una banalissima fossa, lì per lì anche noi non avevamo capito bene di che cosa si trattasse. A un certo punto però, iniziando a svuotarlo, pensando che fosse una fossa di scarico, ci troviamo di fronte a una serie di livelli di deposizioni di animali, cani per esattezza, e bambini ancora una volta. In questo caso sono bambini un po' più grandi, non sono bambini neonati, ci sono alcuni bambini neonati, ma abbiamo in totale circa 8 se non 10 inumati bambini, con soprattutto un'età compresa fra i 5 e i 10 anni, alcuni sono leggermente più piccoli, però in genere non è una fossa dedicata ai bambini. È stato uno dei ritrovamenti più interessanti, sebbene non rientri all'interno di quelli che sono i nostri obiettivi, che sono l'epoca calcolitica. Perché? Perché ha dimostrato una intenzionalità, volontà di seppellire i bambini con degli animali, in particolare con i canidi. In questa ricostruzione che abbiamo fatto abbiamo identificato almeno 3 livelli di bambini e animali. Un primo livello che vedete qua sulla destra, dove ci sono un bambino, questo perché è l'unico che abbiamo recuperato in stato di connessione anatomica. Purtroppo la tomba era stata, questa fossa è stata violata da una volpe che ha scavato dentro la sua tana, quindi ha smosso un po' tutte le ossa, per cui questo bambino si è riuscito a ricostruire la sua posizione. Verosimilmente ce n'è un altro in questa area dove io sto girando col mouse, che aveva i piedi poggiati, o meglio che aveva il muso del cane poggiato sui suoi piedi, e poi ci dovevano essere un altro paio di bambini che erano collocati nella zona centrale, e questo ci racconta appunto come ci fosse chiaramente un legame, una volontà di seppellire i bambini con i cani. In una fase precedente abbiamo questa sepoltura di un bambino più grande, questo avrà un'età compresa fra gli 8 e i 10 anni, e un equide perfettamente conservato, che appartiene a una fase appunto sua, e una fase più antica che si intravede ma che adesso è molto meno interessante. C'è un puledro, lo vedete qua appena tratteggiato, che è come dire la fase di inizio, di avvio di sepoltura di questi bambini. Quindi sono 3 livelli. Questo cosa ci dice? A, che era una tomba appunto riutilizzata più volte, quindi veniva riaperta costantemente e riadattata per la sepoltura di nuovi bambini. B, che c'è anche una tradizione di rituali funerali che noi al momento ignoriamo completamente, o bene non completamente, ma completamente per il periodo, di legame fra animali e esseri umani.
In particolare, a me piace molto l'idea dei cani, perché in ambito mesopotamico sappiamo che il cane è l'animale della dea Gula, e la dea Gula è una dea che si protegge un po' la salute delle persone, e questo potrebbe voler dire che c'è stata, diciamo, l'intenzionalità appunto di proteggere la salute dei bambini abbinando questi animali che li hanno, come dire, protetti anche nell'aldilà. Qual è il problema di questa tomba? Il problema è che la datazione è un po' complessa, perché questa volpe ci ha un po', come dire, complicato le cose. Dei dati al C14 che abbiamo ricostruito non sono completamente concordi. Abbiamo due datazioni al momento, una è partica, l'altra sassanide. Sono molto vicine tra di loro, ma sono due epoche completamente diverse. Partico cosa vuol dire? Primo-secondo secolo d.C. Sassanide parliamo di un'epoca compresa intorno al III e il VI secolo, sempre d.C. In base a quelli che sono stati dati di archivi archeologici, quindi ritrovamenti, avremmo optato per l'opzione sassanide, perché all'interno abbiamo alcuni frammenti di ceramica che sono al momento datati, appunto classificati come tali. Il fatto è che però in epoca sassanide questo tipo di sepoltura non è attestata. Al momento tutti i colleghi che abbiamo interpellato rimangono con un punto di domanda, anche perché l'epoca, diciamo, sassanide è caratterizzata da un rito zoroastriano, e quindi è difficile, insomma, che vengano sepolti bambini per di più con degli animali. Quindi al momento ci stiamo lavorando sopra, ma questo potrebbe essere indizio anche di una particolarità di Asingriana o comunque della regione di Nagpur, che ha ereditato, che ha mantenuto, come dire, dei tratti locali che si sono forse perpetuati per un periodo più lungo di quanto si è finora ipotizzato. Ci stiamo avvicinando quasi alla chiusura di questa chiacchierata conferenza. Ecco, un aspetto che è stato già evidenziato da conferenze ma precedenti alla mia, che mi piace appunto ricordare, che per noi è ormai diventato di importanza fondamentale la collaborazione e il coinvolgimento delle comunità locali, soprattutto delle generazioni, diciamo, più giovani, delle scuole. Abbiamo avviato dei progetti di divulgazione di quelli che sono i dati archeologici presso le scolaresche, presso le quali facciamo, come dire, degli open day, durante i quali spieghiamo con i colleghi curdi che poi ci aiutano per tradurre, spieghiamo alle varie classi un po' il lavoro che stiamo facendo e spieghiamo un po' quelle che sono poi le tecniche che adottiamo, e cerchiamo di, in questa maniera, come dire, riaccendere quello che è il legame che deve essere, diciamo, sempre, diciamo, conservato fortissimo, e che purtroppo nell'Arcur, in tante regioni dell'Iraq, a causa delle situazioni di instabilità che sono presentate negli anni passati, ha minato questo rapporto forte che ci deve sempre essere, ossia la conoscenza e il legame col territorio stesso, e il territorio ovviamente non solo quello naturale, ma anche quello che è il patrimonio culturale e archeologico che caratterizza questo paesaggio. Noi pensiamo, noi come appunto i colleghi poi che lavorano appunto nella zona del Nagpur e dell'Arido Hook, che sia fondamentale lavorare su questo aspetto, perché è un perno su cui poi si costruisce non solamente la conservazione dei dati archeologici, che è ovviamente di primaria importanza, ma anche quello che è un po' il benessere stesso della società, che non vira solamente ovviamente su un'economia di successo, di sviluppo, ma mira anche un po' a quella che è la conservazione dell'ambiente presso il quale poi noi abitiamo. Ecco, con questo io ho concluso. Spero di essere riuscito a raccontarvi un po' questa storia, e ovviamente se ci sono punti, ma immagino che ce ne saranno un poco chiari, siamo qua per rispondere.